Amici, buongiorno, secondo appuntamento con la nostra rassegna stampa offerta dall'Associazione Promozione Italia in collaborazione con Made in Polesine. Vi ringraziamo per gli ascolti di ieri, veramente importanti, per i messaggi che ci avete mandato sia per WhatsApp che nei vari social. Ricordiamo che potete seguirci sia su YouTube che su Facebook e potete interagire con noi scrivendoci appunto in diretta. Andiamo oggi con le notizie che ricaviamo in particolar modo dal Gazzettino di Rovigo. Dalla prima pagina appunto del Gazzettino di Rovigo: scuola, riapertura in bilico, l'allarme del CTS è pericoloso in alcune zone, governatore in trincea per il rinvio. C'è poi un'intervista all'interno del giornale con il ministro Boccia che afferma il virus sta accelerando, ritorno in aula legato ai contagi. Il Veneto e altre 5 regioni verso una nuova stretta, le regole più severe per assegnare le limitazioni in fascia arancione e rossa alle varie regioni scatteranno in anticipo, non si aspetterà il 15 gennaio. E andiamo appunto sulla prima notizia che abbiamo letto dalla prima pagina: riapertura scuola, allarme del CTS, alcune zone a rischio, le regioni in ordine sparso. Ci sarà un vertice con i capi delegazione, il Premier Conte appunto tiene il punto sulla ripresa in presenza. Però c'è perplessità dalla Campania e al Veneto e c'è anche un intervento dei presidi che parlano di uno scaglionamento ingestibile. Cosa sono le misure che si stanno proponendo? Allora, didattica mista al 50%, solo la metà degli alunni tornerebbe in aula a partire dal 7 gennaio, alternandosi con i compagni nel seguire le lezioni da casa. Doppio turno. In 11 regioni si entrerà alle ore 8, nelle altre ci sarà un doppio turno con orari 8-14 e 10-16, lezioni da 45 minuti e turni il sabato. I trasporti potenziati: alcune regioni stanno potenziando i trasporti pubblici con un aumento di automezzi per evitare pericolosi assembramenti. E poi le partenze scaglionate: Lazio e Campania vogliono aspettare e non rientrare in aula il 7. La prima, il Lazio appunto, valuta di riaprire l'11, mentre la seconda ha previsto diversi step fino al 25. Naturalmente la fa da padrone l'emergenza pandemia e l'emergenza Covid, e tutti i giornali e naturalmente anche il Gazzettino che oggi prendiamo di riferimento hanno ampie pagine su appunto il problema pandemia e contagi. C'è l'intervista all'interno della terza pagina del Gazzettino appunto di Rovigo e l'intervista a Francesco Boccia, il ministro: il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi. Scuola, nessuna posizione ideologica, come in Inghilterra si può decidere poche ore prima. Sui vaccini si deve accelerare e farli anche di notte come in alcune regioni. Per quanto riguarda la lotta al Covid, verso la nuova stretta, tutti in zona arancione fino a metà gennaio. Un decreto ponte vieterà lo spostamento tra regioni fino al 15. Ristoranti e bar chiusi, coprifuoco alle 22, massimo 2 invitati nelle case private. Tra i motivi di questa difficoltà per i vaccini, dal personale carente ai centri che non ci sono, le falle dei piani vaccini. Il 77% è la percentuale di dosi inutilizzate in Italia, sottolineo inutilizzate, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che ha già più volte sollecitato un intervento del governo. L'Italia rischia di perdere lo 0,3% del PIL per il virus cinese. Solo un quinto delle dosi è stato usato, la Lombardia ferma il 3%, nessuna mobilitazione del personale in ferie e tardano le assunzioni. E poi i 1500 punti sparsi nel paese per le iniezioni, per i vaccini, ancora non sono stati individuati. Per quanto riguarda la nostra regione, i vaccini, il Veneto è al terzo posto, è in arrivo il 1 milione di siringhe. Trento e Lazio in cima alle classifiche ministeriali, da Venezia e Belluno somministrate oltre 4.500 dosi. Altri 2 record negativi: superati 400 ricoveri in terapia intensiva in Veneto e 3.000 nelle aree non critiche. Avevamo visto in prima pagina, c'è questa affermazione del presidente dell'Ordine dei Medici Veneto, Francesco Noce, che dice: l'USL sospende i sanitari che rifiutano di vaccinarsi. Poi un'altra polemica sempre di Francesco Noce: tamponi in farmacia, no a scorciatoie per non passare dal dottore e ci sono dubbi sull'affidabilità. Un altro argomento che aveva tenuto campo nei giorni scorsi era appunto l'arrivo del 50 milioni di cartelle esattoriali. I numeri infatti erano 35 milioni gli atti di riscossione sospesi durante lo scorso anno, 15 milioni gli atti di accertamento e le lettere
e 3 miliardi di euro il gettito perso dallo Stato nel 2020. Andiamo alla pagina locale, la pagina di Rovigo, sempre del Gazzettino. C'è in prima pagina: terapie intensive, tutto occupato, esauriti i primi 20 posti letto allestiti al San Luca di Trecenta. Ne sono disponibili altri 8, ma servono più medici ed infermieri. Nell'ultimo mese la media dei decessi a causa di Covid è stata di quasi 5 persone al giorno e purtroppo metà nelle RSA. E da questo titolo, appunto, il Covid-19 uccide 5 persone al giorno, sono 142 i morti registrati nell'ultimo mese, metà dei quali in strutture assistenziali per anziani. Le terapie intensive sono sotto pressione, sono 23 i ricoverati. Sempre continuando su questo argomento del giorno, che è appunto il Covid, la pandemia e quello che si sta facendo, quello che non si fa in questo momento, i vaccini: oggi si chiude il primo giro, attese altre 3.000 dosi, verranno sottoposte alla profilassi ospiti ed operatori selezionati nelle case di riposo di Stienta e Canaro. Saranno oltre 1.600 le persone che entro stasera avranno ricevuto la prima dose di vaccinazione. Agli onori della cronaca è andata Bandiera Gialla, questa associazione appunto di Rovigo, l'abbiamo vista anche sul TG1 di un paio di giorni fa, e infatti Bandiera Gialla aiuti a 650 famiglie. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 e alla raccolta delle eccedenze alimentari vengono distribuiti pacchi ai bisognosi. Gli atti di solidarietà della Onlus Rodigina hanno raggiunto 1.540 persone, creato una rete con altre associazioni polesane. E c'è anche la fotografia con i responsabili dell'associazione Bandiera Gialla, con Paolo e Gabriele Breviglieri, autori di una donazione alla Onlus Rodigina. Andiamo nel Basso Polesine, Barbierato, CSA, no ai dubbi sull'operato dei lavoratori. Non si placano le polemiche attorno ai problemi e decessi al centro servizi, e per il primo cittadino, appunto Barbierato, l'obiettivo è la normalità come chiesto dagli OS. Nella pagina abbiamo anche la foto della tensostruttura utilizzata come obitorio al servizio della CSA. Pagina di costume, torna la Befana su Facebook e poi dal sindaco. Monica Stefani, mercoledì torchierà il primo cittadino. Vi ricordiamo che noi saremo in diretta appunto a questo avvenimento e vi invitiamo a seguirci come Made in Polesine. Un lutto purtroppo ha colpito due persone importanti, due persone che si sono distinte nel nostro territorio. Soldanella in lutto per lo storico segretario Carlo Grandi, mentre il mondo della scuola ha perso un docente e dirigente di valore, un insegnante di matematica, Franco Merlanti. Tra le eccellenze del nostro territorio sicuramente è il riso per le sue qualità organolettiche. Infatti c'è un articolo a settima pagina della cronaca di Rovigo: riso del Delta tra rilancio e solidarietà. Il consorzio del tipico prodotto IGP ha rinnovato il sito internet per promuovere l'uso in tavola e la vendita. Il presidente Zanella afferma che nel 2000 hanno consolidato il ruolo sociale distribuendo 1000 confezioni a famiglie in difficoltà. Sempre sul Gazzettino, nell'agenda, c'è il gruppo Voce del Delta di Taglio di Po che rinuncia al tradizionale tour della Vece al Vecio, ma oggi è disponibile il calendario il cui ricavato andrà appunto in beneficenza. Il coro tende la mano. Un'ultima notizia di sport: la terza categoria è troppe incognite per la ripresa, le società dilettantistiche schierate su posizioni diverse, forte scetticismo sul recupero in pieno del campionato. Finiamo con la Voce di Rovigo, la prima pagina, l'anno della rinascita, c'è un bel editoriale dietro le quinte che vi invito a leggere. E vediamo alcune notizie ricavate appunto dalla pagina web della Voce di Rovigo. Il virus entra anche all'Opera Pia Bottoni, che ricordiamo è la RSA di Papozze, installata la tenda di emergenza fuori dalla struttura. Il sindaco afferma: ci eravamo illusi di passare questa pandemia quasi indenni, invece il virus è davvero insidioso. Altra notizia sempre ricavata dal web: c'è un'intervista fatta da Adriano Bersani, che è il titolare dello Zafferano, noto ristorante di Portoviro. Le feste abbiamo perso il 90% del fatturato. Con l'asporto si lavora poco, fatto in tutto 15 consegne. I ristoranti hanno perso il 90% delle entrate nel periodo di Natale e Capodanno, una quota importante quindi del fatturato annuale, che quest'anno è stato soggetto in maniera pesante alle conseguenze delle disposizioni d'emergenza per arginare il contagio.
Poi c'è la notizia, taglio di Po, bonus spesa, 58.000 euro per le famiglie in difficoltà, e il sindaco Francesco Siviero traccia il bilancio di un anno difficile. Finiamo con questa immagine ricavata dal Corriere della Sera. C'è un calendario appunto di questi giorni fino al 15. Ricordiamo che oggi il 4 siamo in zona arancione. In zona arancione ci sono i negozi aperti, bar e ristoranti chiusi, tranne che per l'asporto, e c'è libertà di movimento solo all'interno del proprio comune, salvo deroghe, oggi arancione. Domani il 5 e il 6 rossa, quindi negozi e bar e ristoranti chiusi, sono aperti solo alimentari e negozi di prima necessità, possibilità di asporto tra le 5 e le 22, divieto di uscire salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità, una sola visita consentita al giorno, massimo 2 ospiti, il coprifuoco dalle 22 alle 5. Dal 7 all'8 abbiamo zona gialla, quindi 50% degli studenti rientra a scuola, negozi aperti, bar e ristoranti aperti fino alle 18, consentiti gli spostamenti e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Noi ci auguriamo che la prossima rassegna stampa possa essere meno Covid dipendente, naturalmente da Leandro Maggi, da Promozione Italia, che è appunto l'associazione che ci segue, da Made in Polesine. È sempre un piacere stare con voi. Seguiteci, metteremo poi alcune foto anche all'interno di Made in Polesine e di leandromaggi.com. Da Leandro Maggi, ciao ciao!